Ecco, stiamo ammirando l'uscita di un sistema carsico, quindi un sistema di grotte con relativo corso d'acqua sotterraneo molto importante. Cioè, lo possiamo desumere dalla quantità d'acqua che fuoriesce. Quindi, nonostante noi qui non riusciamo a proseguire oltre una certa soglia, dalla quantità d'acqua che vediamo uscire possiamo stimare l'ambiente che sta a monte come rilevante. Okay? Questa è una sorgente carsica, si chiama Buoro Vecchio, quindi è una grotta, c'è un ambiente sotterraneo dove noi riusciamo a entrare camminando e quindi ne ha le caratteristiche principali, quindi una dimensione sufficiente a creare uno scambio di ambiente tra l'esterno e l'interno. State già a vedere delle cose carine che sono delle stalatiti piccoline però bianche, vedi? E alcune di queste hanno anche delle striature particolari che sono determinate dallo stilicidio combinato con l'azione dell'aria che sposta la goccia durante la fase di caduta, quindi crea quelle crestine molto suggestive. L'acqua ha catturato gli ossidi di ferro provenienti dall'esterno e si è colorata d'arancione, quindi la concrezione non è evidente anche se è presente. In alcuni tratti invece l'acqua è rimasta pulita, il carbonato di calcio è sceso con la sua colorazione bianca e ha creato queste piccole stalatiti biancastre. La formazione delle grotte del Montello è particolare perché particolare è il materiale in cui si sono formate. Si tratta di una roccia chiamata conglomerato. Il tratto di roccia a cui si riferisce il Montello è collocato in un'epoca geologica chiamata Messiniano, appartenente al terziario superiore. Siamo a circa 5,6-6 milioni di anni fa. Quindi un ambiente dal punto di vista dell'origine della roccia molto giovane, che però in realtà è stato interessato da un fenomeno molto marcato, perché l'acqua qui nell'erodere il materiale è avvantaggiata dal fatto che deve solo rimuovere chimicamente gli interstizi che tengono legato il conglomerato e non tutto il materiale su cui sta lavorando. E qui è il punto dove affiora l'acqua, che come spesso succede nelle grotte, siccome l'acqua si può modificare qualsiasi forma, qui abbiamo un punto piatto e largo, l'acqua ci passa e noi non ci passiamo. Per noi la grotta finisce qua, per l'acqua invece chiaramente no. Quando Antonio Saccardo per la prima volta a fine dell'Ottocento esplora le grotte del Montello, descrive nuvole di pipistrelli che escono da queste grotte. Ed è una descrizione ormai romantica in là nel tempo, perché i pipistrelli si sono ridotti drammaticamente come popolazioni. Questo ha a che fare con purtroppo l'azione dell'uomo, che ha messo in seria difficoltà la sopravvivenza di queste specie. Addirittura, e questo è un dato clamoroso, l'area nord-est del Montello ha una percentuale di fenomeni carsici, quindi una quantità e natura diciamo di grotte, di valli carsiche, di doline, che è superiore anche alla stessa area del Carso, da cui il fenomeno prende il nome. Alcune di queste cavità hanno una estensione molto significativa per il tipo di materiale, e questo fa sì che la grotta più grande del Montello, chiamata Castai Sottoterra, raggiunga un'estensione attorno agli 8 km e sia attualmente ritenuta la terza grotta al mondo in conglomerato.